anche il beato Pier Giorgio Fossati, che è vissuto fino al 1925, completamente scomparso a 24 anni, è studente in ingegneria, nutre un amore profondo per la Madonna, lo dimostrano i suoi frequenti passaggi in visita alla Consolata, raccontati anche su libri, per partecipare alla messa e accostarsi ai sacramenti. Rendere omaggio alla Beata Vergine anche Papa Giovanni Paolo II, in visita proprio al santuario in occasione del suo primo viaggio apostolico a Torino il 13 aprile del 1980, e anche una nostra cittadina onoraria della Beata Madre Teresa di Calcutta, che giunta a Torino il 17 giugno del 1976 per incontrare i volontari del SERM, si fece accompagnare al santuario della Consolata, vivendo in quel luogo un momento intensissimo, accorderà lei, di fede, gioia e commozione. Oggi, come 300 anni fa, la città di Torino desidera rinnovare pubblicamente quel senso di devozione e gratitudine verso la Beata Vergine Consolata.